Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie di questa edizione. Terremoto politico in Fratelli d'Italia, Maglio Messina lascia il partito e si riserva la decisione di rimettere il mandato parlamentare. In una nota: non aderirò più ad altro schieramento. Intanto ha deposto davanti al collegio dei probiviri di Fratelli d'Italia il presidente dell'ARS Gaetano Galvagno. Ha spiegato il suo punto di vista sull'inchiesta. Ho raccontato ogni verità senza tralasciare i dettagli, ha detto. La tragica morte della piccola Maria, l'autopsia non chiarisce le cause, se cioè la bimba abbia ingerito benzina. Serviranno altri esami. Intanto i genitori sono stati sentiti dalla Procura per i minorenni di Palermo. Sequestrava e torturava migranti, e l'accusa rivolta ad un somalo arrestato in Germania, incriminato anche per il delitto di un bimbo accoltellato alla gola. Movida violenta a Santa Flavia, vicino a Palermo. Un 28enne circondato e picchiato da un gruppo di giovani. Per difendersi ha estratto una pistola a salve e ha esploso numerosi colpi in aria. Ai residenti mai successa una cosa del genere. Nasce a Catania l'osservatorio sui beni confiscati alla mafia. 2 le finalità: incentivare l'utilizzo a scopi sociali, ma anche monitorare la gestione successiva. È arrivato questa mattina a Messina il Sicilia Express, il treno che riporta gli isolani residenti al nord a casa per le vacanze. Musica e cibo in chiave regionale per ricondurre alla propria terra d'origine anche prima dell'arrivo. Calcio, il Palermo alla prima di B giocherà con la Reggiana. Chiuso intanto il ritiro con la vittoria con la Nessì. In C il Catania, dopo il pari con l'Ascoli, si concentra sul mercato soprattutto dei centrocampisti. Di nuovo ben trovati. Come avete sentito dai titoli, la politica in primo piano e il terremoto in Fratelli d'Italia. Nel giorno dell'audizione del presidente dell'ARS Galvagno davanti ai probiviri, Maglio Messina lascia il partito e si riserva la decisione di interrompere il suo mandato parlamentare. Il primo dei nostri servizi dedicato proprio alla decisione di Messina. Roberta Lunghi. Comunico la mia decisione di lasciare il partito Fratelli d'Italia e di rassegnare le dimissioni dal gruppo parlamentare. Poche ma assai dure e chiare le parole di Maglio Messina, deputato catanese, figura di rilievo del partito, fedelissimo meloniano ed ex assessore al turismo della regione siciliana. Un fulmine a ciel sereno, anche se, visto l'impeto e l'assoluto no comment del deputato alla richiesta di una dichiarazione, di sereno sembra esserci solo il modo di dire. La questione poi appare nella sua gravità quando Messina, che non aderirà ad altri partiti né ora né in futuro, prosegue la sua comunicazione con un contenuto ancora più pesante. Nei prossimi giorni, si legge nella nota, valuterò con senso di responsabilità se proseguire il mio mandato parlamentare continuando a sostenere il presidente Meloni e il suo governo, oppure se concludere anticipatamente questa esperienza lasciando anche il ruolo da deputato. La nota si chiude in modo laconico, parla della politica come di un'esperienza intensa che ha rappresentato la sua passione e il suo impegno autentico, a cui ha dedicato gran parte della vita. Tutto accade nei giorni caldi di inizio del processo politico davanti ai probiviri del partito, al presidente dell'ARS Galvagno e all'assessore Amata, altre 2 importanti figure di Fratelli d'Italia in Sicilia, indagati per corruzione in un'inchiesta che nasce, come hanno spiegato i magistrati di Palermo, dagli approfondimenti sulla partecipazione della regione siciliana al Festival di Cannes. E come dicevamo in apertura, intanto nella giornata ha deposto davanti al collegio dei probiviri di Fratelli d'Italia il presidente dell'ARS Gaetano Galvagno. Ha spiegato il suo punto di vista sull'indagine che lo coinvolge. Ho raccontato ogni verità senza tralasciare alcun dettaglio, ha detto. Sentiamo il servizio di Maglio Viola. Si difende davanti al tribunale del suo partito, ritiene di aver chiarito ogni cosa, poi attacca la campagna mediatica al centro della quale non c'è soltanto lui, ma sostiene l'intenzione di far del male a Fratelli d'Italia. Può riassumersi così l'audizione di Gaetano Galvagno davanti ai probiviri del suo partito. Oggi l'organismo di garanzia di Fratelli d'Italia ha ascoltato tanto il presidente dell'ARS quanto l'assessore al turismo Elvira Amata sui 2 filoni della medesima inchiesta che li vede coinvolti e per i quali la Amata ha
ricevuto 2 settimane fa circa l'avviso di conclusione indagini, mentre Galvagno lo ha avuto notificato soltanto ieri. Il presidente dell'Assemblea regionale siciliana si è presentato con gli avvocati davanti al tribunale interno del partito. Lo fa sapere lui stesso. È stato un confronto puntuale e rigoroso, dice, a cui hanno partecipato e sono anche intervenuti i miei difensori di fiducia, gli avvocati Ninni Reina e Antonia Lopresti, in cui ho esposto i fatti oggetto degli approfondimenti investigativi, sostiene, dopo un incontro di poco più di un'ora. Ho raccontato, continua, ogni verità senza tralasciare alcun dettaglio, dissipando quei dubbi legittimi frutto anche di una campagna mediatica che ha cercato in maniera sistemica di nuocere non solo a me ma anche all'immagine del mio partito, aggiunge il presidente. Galvagno punta sulle utilità personali uscite dall'indagine, sulla spiegazione dei 2 episodi di presunta corruzione e sulla scarsa chiarezza del regolamento dell'ARS per spiegare l'uso ritenuto distorto dell'auto blu in ben 50 casi. Il resto starà alle valutazioni dei probi viri. Oggi è stato il giorno dell'autopsia eseguita sul corpo della piccola Maria morta a Palermo, che non chiarisce, l'autopsia appunto, se a causare il decesso sia stata l'ingestione di benzina. Serviranno altri esami. I genitori sono stati sentiti intanto dalla Procura per i minorenni di Palermo per l'affido degli altri 4 figli. Roberta Lunghi. Per sapere se la piccola Maria, morta sabato scorso all'ospedale Bucchieri La Ferla a Palermo, sia deceduta per avere ingerito benzina, bisognerà attendere l'esito degli esami istologici, visto che la causa non emerge dai primi esiti dell'autopsia eseguita all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico e nemmeno dalla TAC e dalla risonanza magnetica, che non chiariscono appunto il mistero sulla morte. L'11enne era stata portata in ospedale in gravissime condizioni dalla madre, che insieme al compagno e il padre della bimba sono stati sentiti dal tribunale per i minorenni, che dovrà stabilire se mantenere i fratellini della piccola nelle comunità alloggio dove sono stati portati la notte della tragedia. Su questo punto la donna ha chiesto che quantomeno i bambini siano affidati alla nonna materna, che ha una casa grande e accogliente. Il tribunale si è riservato la decisione. La madre di Maria e il compagno hanno poi chiarito il fatto che la sera della tragedia solo l'uomo non fosse in casa e che la donna, che ha 31 anni e 4 figli, avrebbe portato la bimba in ospedale, forse aiutata da un vicino di casa. È stato inoltre nominato un consulente che dovrà fare accertamenti sul telefono della mamma, che sabato sera avrebbe anche cercato di soccorrere la bimba affetta da una grave disabilità e da crisi epilettiche. Le escoriazioni al collo della piccola notate in ospedale sarebbero proprio state provocate dalla madre nel tentativo di aiutare la figlia a respirare. Sequestrava e torturava migranti. Un giovane somalo è stato arrestato in Germania su mandato di cattura della Procura di Palermo. Fra le accuse anche quella di aver ucciso un bimbo accoltellandolo alla gola. Tonino De Mana. È stato arrestato in Germania un 29enne somalo accusato di aver sequestrato e torturato migranti e di aver ucciso un bambino, suo connazionale, accoltellandolo alla gola perché si sarebbe ribellato al tentativo di violenza sessuale che l'uomo intendeva filmare per indurre i familiari a versare denaro per la sua liberazione. Nei suoi confronti la polizia italiana, unitamente ai colleghi tedeschi, ha eseguito un mandato d'arresto europeo. L'extracomunitario è accusato di associazione per delinquere a carattere transnazionale, omicidio, tortura, sequestro di persona, unitamente ad altri soggetti non ancora identificati. Le investigazioni, avviate nel giugno del 2023 e coordinate dalla DDA di Palermo, sono scaturite dalla denuncia di un cittadino somalo giunto a Lampedusa il 9 giugno 2023 che ha accusato l'indagato come il carceriere e il torturatore in una località libica di Bani Walid. Ad inchiodare il 29enne somalo sono state le testimonianze di alcuni migranti, la localizzazione dell'indagato avvenuta attraverso l'analisi di indirizzi IP alle connessioni di un profilo Facebook, il transito sul territorio italiano e il successivo spostamento in Germania. A Sant'Elia, frazione di Santa Flavia nel Palermitano, scoppia una rissa e un giovane spara con una pistola a salve. Panico fra i presenti, abbiamo avuto molta paura, dice una residente. Il servizio di Marco Gulla. Il panico, la gente che scappa, i colpi di pistola a salve, il fuggi generale. Siamo a Sant'Elia, frazione di Santa Flavia nel Palermitano, un nuovo episodio di violenza che per dinamica riconduce anche a quello che è successo a Monreale 3 mesi fa. Per fortuna le conseguenze non sono le stesse. Un ragazzo ha riportato lesioni sparse su tutto il corpo, per lui una prognosi di 30 giorni. Sembrava una tranquilla serata estiva in questa strada popolata da ragazzi e turisti. Forse però per un bicchiere di troppo
o una parola fuori posto è esplosa la violenza. Scoppia una rissa in cui sono rimasti coinvolti diversi ragazzi, uno dei quali, un 28enne, avrebbe impugnato una pistola a salve e sparato almeno 2 volte. Il panico, come vediamo in questo video, girato da uno dei presenti. Almeno 2 le abbiamo sentiti, perché poi ognuno di noi siamo scappati dentro casa e può capire la confusione che c'era qui. Avete avuto paura? Diciamo che abbastanza, perché avevamo la prima intenzione cercare tutti i bambini che qui di solito sono liberi di giocare, perché essendo zona pedonale non passano macchine, non passano motori, quindi comunque i bambini erano fuori che giocavano, chi con la palla, chi con la bici, chi magari si siede in spiaggia. E quindi la prima cosa è stato di recuperare tutti i bambini che avevamo in giro, e tutti abbiamo preso anche bambini di altre persone per darci una mano tra di noi. I carabinieri hanno già individuato il protagonista del nuovo episodio di Mala Movida. È un giovane di 28 anni che al momento è stato deferito per rissa. Ha detto di aver sparato per difendersi dall'aggressione. Da chiarire ancora il momento e da individuare gli altri protagonisti della rissa. Il sindaco di Canicattì, nell'Agrigentino, minacciato di morte mentre cercava di riportare ordine al pronto soccorso. Si è deciso così di rafforzare i controlli e convocare il Comitato per la Sicurezza. Davide Sardo. Aggressione verbale con minacce di morte contro il sindaco di Canicattì, Vincenzo Corbo. Il primo cittadino era intervenuto per sedare una rissa nel pronto soccorso dell'ospedale della città. Violenta la reazione di un uomo di 28 anni che si è messo a urlare: se non te ne vai ti taglio la gola. Dopo l'ennesimo gesto di violenza, il prefetto Salvatore Caccamo ha convocato il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Presenti i vertici di polizia, carabinieri e guardia di finanza. Continuo sulla mia strada, anche perché dico non sono solo, io ho dalla mia parte non solo i cittadini ma tutta l'istituzione, per cui ringrazio tutto quello che realmente oggi è stato fatto, continuerà a fare, per cui ho chiesto effettivamente, come tu dicevi, più controlli nel nostro territorio, ma ci saranno anche dei controlli nel più breve tempo possibile, anche perché Canicattì è abbastanza attenzionata da parte di chi in questo momento a livello provinciale ha l'ordine e la sicurezza pubblica. Dalla riunione è arrivata una risposta concreta: più vigilanza e più prevenzione. In un clima che resta teso arriva un segnale chiaro: lo Stato c'è e continuerà a esserci al fianco di chi amministra in una realtà non facile. Nasce a Catania l'osservatorio sui beni confiscati alla mafia per incentivare l'utilizzo a scopi sociali, ma anche per monitorare la gestione successiva. 150 sono i beni che attualmente sono a disposizione dell'amministrazione catanese. Lorena Dolci. C'è un supermercato confiscato alla famiglia Santapaola e ristrutturato con fondi europei che diventerà un supermercato per famiglie meno abbienti. Oppure il chiosco bar che l'associazione Talitacum di Librino trasformerà in un centro contro la dispersione scolastica. Sono solo alcuni esempi del riutilizzo sociale dei beni confiscati. Con una mafia sempre più imprenditoriale che non solo uccide e minaccia ma soprattutto investe, è lo strumento più efficace. Catania ha istituito l'osservatorio comunale sui beni confiscati alla mafia, 150 quelli disponibili. Nei giorni scorsi la prima riunione con i rappresentanti del terzo settore, enti e associazioni, con l'obiettivo di riassegnarli alla comunità sotto forma di servizi. Possono essere servizi per i giovani, possono essere servizi contro la lotta alla dispersione scolastica, a favore delle donne vittime di violenza. Noi stessi abbiamo tanti progetti in cantiere anche a supporto dell'emergenza abitativa. Ma il ruolo dell'osservatorio continua anche dopo. Avrà il ruolo di sentinella, perché in realtà non basta essere vigili nell'assegnazione dei beni confiscati alla mafia, ma occorre esserlo anche dopo l'assegnazione, proprio per evitare un uso distorto. Non ci sono elementi per dire che la strage di Via D'Amelio sia collegata all'indagine mafia appalti, e inoltre non c'è stata una cattiva gestione di quell'indagine. Sia Falcone che Borsellino, ha detto l'ex procuratore di Palermo Giancarlo Caselli alla Commissione Nazionale Antimafia, sono stati uccisi per una vendetta postuma di Cosa Nostra che li riteneva i suoi peggiori nemici. Imprenditrice di Termini Imerese, siamo nel Palermitano, vittima di usura anche da parte dei parenti. 8 gli indagati, le indagini dei carabinieri si sono sviluppate negli ultimi 2 anni. Orazio Longo.
Parenti e guardati, mutuando un vecchio adagio, un'imprenditrice di Termini Imerese in provincia di Palermo è stata vittima di usurai. Tra loro anche alcuni insospettabili familiari, uno zio e un cugino. Le indagini si sono sviluppate tra il settembre 2022 e l'agosto 2024 e hanno permesso di individuare una fitta rete di soggetti, appunto insospettabili, almeno dalla vittima, che concedevano prestiti a tassi usurari compresi tra il 60 e il 1029% all'anno. La donna doveva fare fronte a debiti pregressi ed è entrata in un circolo vizioso che non le ha lasciato scampo. 2 degli 8 indagati sono fratelli napoletani e uno di loro è già detenuto per altri reati. Proprio quest'ultimo, mentre si trovava in carcere, ha minacciato telefonicamente la vittima per indurla a saldare il proprio debito con un tasso usurario del 73% annuo. L'altro fratello libero ha minacciato l'imprenditrice di impossessarsi di 2 sue auto. Nelle indagini sono coinvolti anche uno zio e un cugino della vittima. Questi, approfittando dello stato di necessità in cui versava la loro congiunta, le hanno elargito un prestito di 10.000 euro, facendole credere che il denaro provenisse da pericolosi usurai del Messinese, che volevano restituita la somma con tassi di interessi pari al 60% anno, ma in realtà gli usurai erano proprio i suoi parenti. Dopo l'interrogatorio davanti al GIP sono state emesse 8 misure cautelari con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria con accuse a vario titolo di usura e tentata estorsione. Ci troviamo vicino alla nave Port Fukuoka che ha chiesto la nostra assistenza per un supporto medico a distanza. Stiamo assistendo direttamente all'inazione delle operazioni di ricerca e soccorso condotte dall'Italia nel Mediterraneo. Le autorità competenti devono agire immediatamente. Lo ha detto il coordinatore delle operazioni di soccorso a bordo della nave Ocean Viking in merito alla vicenda dei 97 naufraghi soccorsi dalla nave mercantile Port Fukuoka, che ha chiesto aiuto proprio alla ONG SOS Mediterranee. Parliamo adesso di West Nile. È arrivato a Catania con febbre alta, 41,5 e con problemi alla vista. Così un uomo di 74 anni, originario di Caserta, che si trova in città per una visita ad alcuni parenti, si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro, accusando anche la vista sdoppiata. I medici hanno proceduto ai controlli di routine, analisi e visita oculistica, ma erano già chiari i sintomi da contagio di West Nile, il virus trasmesso dalle zanzare. L'uomo, immunodepresso, si trova in terapia intensiva, ricoverato nel reparto di rianimazione, costantemente monitorato, come confermano dallo stesso ospedale Cannizzaro. Ritorniamo a parlare adesso dell'emergenza incendi a Catania. Troppi roghi pericolosi in una città dove è carente la prevenzione. Abbiamo verificato la situazione tra Montepo e San Giorgio. Tonino De Mana. L'emergenza incendi non è solo figlia della mano folle dell'uomo o della casualità alias autocombustione, ma è dovuta, originata ed alimentata dalla scarsa prevenzione. Mentre Catania si lecca le ferite e conta i danni per l'infernale giornata vissuta martedì con focolai sparsi che si sono protratti fino a ieri, interi quartieri della città continuano ad essere a rischio, con la vegetazione incolta a ridosso di abitazioni, garage ed attività commerciali. Ecco le condizioni della stradale Cravone che da Montepo collega San Giorgio, Rovi ed Erbasecca. Sono ovunque e basta poco per innescare altri roghi. Da diverso tempo vengono fatte segnalazioni agli organi competenti ed anche a noi al numero di WhatsApp 342 74 55 005. Analoghe scene a Montepo dove distese incolte rappresentano pericolosi inneschi. Per dovere di cronaca a volte si tratta di terreni privati e quindi lo scerbamento, specie su strada comunale, richiede farraginosi passaggi burocratici con l'ente chiamato ad intervenire per poi rivalersi sul privato. E gli incendi di sterpaglie, lo abbiamo visto, minacciano spesso gli assi viari e basta guardare queste immagini per capire il perché. Erba alta e secca separa le abitazioni di Montepo con il raccordo della tangenziale che conduce all'ospedale Garibaldi Nuovo. In questo caso basta una cicca di sigaretta, magari lanciata da un auto in transito, per scatenare l'inferno.
Viabilità in tilt nel primo pomeriggio sulla 18 Catania-Messina. La causa, un tir in panne con sversamento di gasolio sulla carreggiata. Stiamo vedendo proprio le immagini. L'autostrada è stata in un primo momento chiusa al traffico veicolare in direzione Messina con uscita obbligatoria a Roccalumera. Dopo circa un'ora la parziale riapertura sulla corsia di sorpasso col traffico veicolare in lenta ripresa, ma le code sono proseguite per ore. Sul posto sono intervenuti sia la polizia stradale sia il CAS. È arrivato questa mattina a Messina il Sicilia Express, il treno che riporta i siciliani a casa per le vacanze. Era partito ieri da Torino. Un'iniziativa che è arrivata alla terza edizione, come ci racconta Francesco Triolo. DJ set, aperitivo, ci hanno dato dei bicchieri di vino, c'era musica, gente che ballava, è stato molto bello, molto bello. Musica e cibo in chiave siciliana, così il viaggio è durato meno. Non è più una novità il Sicilia Express, che è arrivato anche quest'estate dopo l'esperienza a Natale, a Pasqua, per portare in Sicilia a tutti i siciliani che hanno potuto approfittare dell'offerta con i biglietti calmierati da 29,90 € per poter tornare per le vacanze. Questa è la parte del treno che andrà a Siracusa, dall'altro lato c'è quella che sdoppiando il treno andrà a Palermo. Picciotti, io non ho mai preso questo treno prima volta, esperienza bella, soprattutto consiglio se venite con amici o altro. Insomma, aiuta l'ambiente, tutte cose, il bar. Picciotti stupendo. È stato un divertimento continuo perché non abbiamo percepito proprio il tempo che passava. Vorrei anche ringraziare lo staff che comunque per qualsiasi problema c'è sempre stato. A bordo animazione e divertimento. Andata benissimo, faticoso, ma ci siamo divertiti perché abbiamo garantito questa animazione dalla partenza da Torino Portanuova fino praticamente a ieri sera tardi, quindi è stata una bella esperienza. Il ritorno il 23 agosto con l'iniziativa di VFS, Treni Turistici Italiani e Assessorato Regionale alla Mobilità, che ha già fatto registrare il tutto esaurito. E adesso noi ci fermiamo, ci ritroviamo fra pochissimo per la pagina sportiva. Ben ritrovati, seconda parte del nostro telegiornale, il calcio in primo piano, ritiro terminato per il Palermo, vittoria in amichevole contro i francesi dell'Annecy, intanto varati i calendari di B, la prima sarà Palermo-Reggiana. Marco Gullà. Altra vittoria in amichevole, ritiro concluso per il Palermo. I rosanero ieri hanno vinto 3-2 con i francesi dell'Annecy, formazione che milita in Ligue 2. Un test attendibile per la squadra allenata da Filippo Inzaghi, che dopo 18 giorni di preparazione si trasferirà in Sicilia in vista di altri test estivi e dei primi impegni ufficiali. Il Palermo ha giocato un buon test, dopo 4 minuti si sblocca Poyampalo, primo gol in amichevole per lui. Il raddoppio porta la firma di Segre, bravo a farsi trovare pronto di testa. Nella ripresa poi arrivano i gol dei francesi che pareggiano temporaneamente, ma è l'Eduaron a riportare avanti i rosanero nel finale di match. In campo anche gli ultimi arrivati, ovvero Palumbo e Bani. Adesso il ritorno a Palermo, il 4 agosto, la ripresa della preparazione a Torretta. Sono molto soddisfatto, oggi era un piacere vedere giocare il Palermo, a volte anche troppo sbilanciati, però questa è la mentalità che dobbiamo avere. Sono molto soddisfatto perché insomma chiudiamo un ritiro molto impegnativo, dispendioso, dove li ho fatti correre veramente allo streno senza un infortunio, e questa è la cosa che mi preoccupava di più, perché per lavorare così intensamente qualche infortunio l'aveva messo in preventivo, ma invece insomma stanno tutti bene, alla ripresa ci saranno tutti al 100% e abbiamo messo minutaggio nelle gambe di tutti. Varati i calendari, il Palermo esordirà nel weekend tra il 23 e il 24 agosto contro la Reggiana al Barbera. Anche la seconda sarà in casa, i siciliani affronteranno il Frosinone. Alla terza Sud Tirol Palermo, alla quarta rosanero ancora in casa contro il Bari. Dopo lo 0-0 nella prima amichevole con l'Ascoli, il Catania si concentra sul mercato per rafforzare l'organico con acquisti di qualità, soprattutto a centrocampo. Sergio Colosi.
Si è conclusa senza reti l'amichevole tra Catania ed Ascoli giocata a porte chiuse a Norcia. Contro una pari grado inserita nel girone B di terza serie, i rossazzurri alla prima uscita stagionale hanno disputato una partita piacevole ed equilibrata. Esordio per Pieraccini al centro della difesa, Casasola e Donnarumma esterni, forte in attacco. Alla ripresa allenamento pomeridiano per la squadra nel ritiro di Norcia. I dirigenti proseguono l'intenso lavoro sul mercato per assicurare a Toscano rinforzi di qualità e allo stesso tempo smaltire un organico con diversi esuberi. A centrocampo servono 2 acquisti anche a causa della squalifica di Higuaini che salterà il primo mese di campionato. Andrea Vallocchia rimane l'obiettivo numero 1, ma Ternana e Catania faticano a trovare l'accordo per i rilanci del club umbro. Pastore ha comunque soluzioni alternative. In attesa di completare il tesseramento e ufficializzare Martic e Corbari, anche l'attacco è un reparto attenzionato dalla società. Dopo Forte si cerca un'altra prima punta che porti in dote una doppia cifra di gol e raccolga l'eredità lasciata da Inglese. Rescissioni d'attualità in casa rossazzurra. A Teglio e Montalto presto si aggiungerà Peralta, poi libero di tornare a Foggia. Domenica il Catania completa il ritiro con un altro allenamento congiunto. Intanto sono stati resi noti i giorni orari delle prime 7 giornate di Serie C. Nel primo turno, esordio domenica 24 agosto alle 21 per il Catania in casa con il Foggia, stessa data e orario per Casarano-Trapani. Lunedì 25 agosto, sempre alle 21, si giocherà invece Salernitana-Siracusa. Altra pausa per noi, ci ritroviamo fra pochissimo. È davvero tutto per questa edizione, grazie per averci seguito e una buona serata.